Sto carcerata, rapella, sti cancella. Dopo 2 settimane a Dimaro e 10 giorni a Castel di Sangro, volge al termine la nostra avventura. Siamo sul canale di Calcionapoli 24. Io sono Andrea, Alici come prima, e questa è l'ultima puntata di Sangro Azzurro. Sigla. Sangra azzurra, si sono venuto cato tant'anni. E quindi facciamoci un giro sul campo dove ci stanno un sacco di tifosi ad assistere all'allenamento. Dove ci dobbiamo sedere? E io che ne sai, signor? Tutto per te. Lei è tutta per me? Sì. Sono proprio fortunato. I napoletani sono come i cinesi, stanno per tutte parti. Però ci mancano i soldi dei cinesi. Fa freddo, sento freddo. Cioè, capezzoli turgidi? Sì, guarda, Posso? dai. Wow, è vero che sono turgidi. Ti piace? Ma sei bellissimo, lo sai, ti posso toccare la barba? Grazie, è stato molto strano. Angelo Antonio mi chiamo. I miei amici mi chiamano soltanto con un nome, ovvero Angelo. Quindi ti senti più Angelo piuttosto che Antonio? Diciamo di sì. Sei un angelo di nome di fatto? Non sempre. Nome nomen? Che cosa? Nome nomen? Non ho capito il senso, scusa. Cioè, nomen omen. Eh, Nomen omen. sì, sì. Sono un po' confuso, cioè. Ma il Signore mi sta riprendendo. Il Signore ci guarda sempre Eh, e ci protegge. speriamo ci guardi bene. E invece faccio filosofia, che è peggio di scienze delle merendine. Tu fai filosofia? Ti giuro. Cioè, in che senso? Non ho capito cosa intendete dire. Con il Napoli ogni anno, se uno dovesse adottare un tipo di filosofia, sarebbe lo stoicismo. Uno dovrebbe proprio azzerare le emozioni, perché quando ti vedi arrivare Nathan, o l'anno scorso ci siamo visti arrivare i Kim, che erano degli sconosciuti, uno deve stare calmo, deve placarsi, se no inizia, come dire, a reagire di pancia. Mentre invece dall'altro punto di vista bisogna essere epicurei se sei arabo. Se sei epicureo dobbiamo in qualche modo goderne della piacevolezza e della materialità della vita. E quindi praticamente... Quindi il tuo consiglio da laureato in filosofia è? Siate stoici col calciomercato. Il matrimonio tra il Napoli e Zielinski volge al termine, quindi andiamo a parlarne con i tifosi e facciamo un saluto a Piotr. Grande uomo Zielinski, grande uomo, grande calciatore, dobbiamo solo ringraziarlo. Zielinski ci mancherai tanto. Zielinski mi dispiace purtroppo che se ne vada, purtroppo ha fatto la sua scelta, i soldi hanno fatto la differenza, la rabbia fa la differenza. Cosa non troverai in Arabia che invece aveva a Napoli? Il calore dei tifosi, il cibo buono, l'affetto di Napoli. Il nostro clima, il nostro cibo. Lascerà la pizza, non la mangerà più. Chissà che si trova, che si mangia là. Lo sai qual è il piatto tipico dell'Arabia? No. Le penne all'arrabbiata. Piotr, ti ringrazio al nome di tutti i tifosi napoletani, sei stato grande e ti auguro il meglio. Zielinski, è stato un grande onore vederti giocare qui a Napoli. Sfortunatamente per noi, ma fortunatamente per te che arriva appena così sorda, pure tu in Arabia. Però grazie per tutto quello che hai fatto. Un saluto Piotr da tutta Napoli e grazie per ciò che hai fatto, per la maglia azzurra. Come si chiama quel film che mi ricorda il signore? Zio Foster, forse, la famiglia Adams. Un po' Zio Fessero ci assomiglia. Oggi c'è un'altra amichevole. Contro chi gioca il Napoli? Non lo so. Una bella domanda, io ho il biglietto ma non lo so come si chiama la squadra, i nomi sono vecchio, non mi ricordo. Contro chi giochiamo? L'Apollon. Apollon, Apelle figlio di Apollon. Apollon e poi c'è un secondo nome. Limassol forse? Apollon Limassol. Secondo te questo precampionato ci sta dando un'indicazione su quale Napoli aspettarci l'anno prossimo? Sì. Ma ogni test è importante a suo modo. Come si dice, tutto fa brodo per avere le gambe in palla quando sarà il momento opportuno. O la palla in mezzo alle gambe, no? La palla bisogna buttarla dentro, in mezzo alle gambe. Io mi auguro che questi amichevoli siano come quelle dello scorso anno, nel senso che il Napoli non ha dimostrato chissà quanta forza nelle amichevoli, però fortunatamente con il risultato ottenuto abbiamo vinto il terzo scudetto che aspettavamo da tanto. Quelli dietro di noi stanno inguaiati proprio, 100%. Quindi secondo te chi lo vince il campionato? Se non cambiamo più niente, 100% il Napoli. 100%? 100%. Ti viene una bella responsabilità. Devono recuperare 16, 18, 20 punti, è complicato. Sarà curioso vedere anche Nathan come giocherà, se ci sarà Caiut. Caiust. Vogliamo vedere il nuovo svedese. Hai imparato il nome? Justin. Caiuste. Caiuste e Nathan. E completa la frase. Caiuste Nathan. Caiuste e Nathan vinciamo un scudetto. Aius Nathan vincim una volta. Caiusta, Nathan e ci accaputtammo. E Tosimè, giusto un anno e meno. Nathan sa giusto. Caiusto.
Neusk Nathan vincimmo pure quest'anno, ma non solamente lo scudetto, ma tutto quello che potremmo raccogliere con tutto il nostro affetto, perché dopo 33 anni che abbiamo trascorso aspettando nuovi eventi, adesso stiamo per vivere cose commoventi. Caiuste lo vedo bello in forma, eh? Sì. Sono etero, però l'occhio per la sua parte anche in campo, no? Infatti gli acquisti di quest'anno sono stati Belli guaglione, estetici. Dobbiamo chiedere alle tifose del Napoli, ragazzi, che ne dite? Nathan e Caiuste. Sì. Come so? Dico, sono freschi, sono belli, eh? Ah, con le treccine, tutti belli. Allora, Nathan è molto molto bello, devo essere sincera. Normali, c'è di meglio in squadra. Però di Lorenzo, il capitano, ormai il cuore me l'ha rubato già. Per me sì, il capitano di Lorenzo. Io sono innamorata di Kvaratskhelia e di Lorenzo, diciamo Nathan, Caiuste, forse Gabri Vega se viene. Il mio preferito è Simeone e basta. Il più bello di tutti qual è? Simeone. Perché? A parte che è bravo, Gli occhi azzurri così. ma poi c'ha un fascino tutto suo. Ok, basta. Stiamo parlando dell'estetica dei nuovi acquisti. Io non li conosco tutti, non mi fa fare una brutta figura. Ah, mannaggia. Sono fatto acquisti per lo più di bei ragazzi. Vabbè, noi non guardiamo la bellezza, noi non ci interessa, non ci piace carne di maiale a noi. E che carne le piace? Braciole. Che è anche peggio, direi. No. Volendo alludere. No. Ti devo dire una cosa, tifo Juve. Maronna santa, signor. Te lo devo dire. Sì. Questo è brutto, mi ha dato un fardello. Sì, purtroppo. Mi sono piaciuti i nuovi acquisti. In che modo ti sono piaciuti? Cioè, nel senso... Sono, capito? È chiarissimo, ti ringrazio per questa analisi lucida, ci vediamo alla prossima puntata. Faccio un nome Zerbin e Ossikar non mi hanno tanto convinto. Anche Zedakska. Quelli con la Z non ti convincono. Eh. Quindi tirando le somme... 9,5. No, piace, ma no. Ma che cosa? Il voto, non volevano voto chi? al ritiro, Napoli, cosa. Un voto ti piace da 9,5. 9,5, sì. Ho visto Garzia molto intento, molto sul pezzo. Voglio sapere, secondo lei il Napoli è pronto ad affrontare questa stagione nuova? Io spero di sì. Manca qualcosa? Manca, secondo me, una ciliegina sulla torta. L'importante è trovare i sostituti, come ha fatto la società sempre, riuscirà sicuramente, siamo fiduciosi. Veiga. Ben Veiga. Tra l'altro dal Celta abbiamo preso anche Lobotka. Dove la vedrebbe questa ciliegina? Centrocampo. Al posto di Piotr? Se me la fanno a meno offerte del genere, pure io vado. Che andava in Arabia per 15 milioni all'anno. Per 10.000 lire. E chi le si scotto mollone con sole l'Arabia? Ma come ne fotto? Mi faccio parrucchino. Anche 10 milioni, 12 milioni all'anno, che parrucchino, mi faccio più bello. Ancora più bello? È impossibile. Ha già speso 2 ore per fare questo cartello per chiedere una maglietta al Kvaratskhelia, non si è proprio girato. Ma tu sei sicura che c'è scritto qualcosa di sensato su questo? Giuro che c'è scritto Kvara77. Per favore. Cioè c'è scritto Kvara77 maglietta per favore. È un telegramma, non è uno striscione. Caiuste ha scelto il numero. Ho visto, 24. Il 24? È un numero buono, è la vigilia di Natale. A freddo i ricordi di Insigne, però ormai... Ben venga? Sì. L'abbiamo visto l'anno scorso, chi è andato via è stato ben sostituito. Insigne ha dato molto al Napoli, ma anche Caiusto potrebbe dare abbastanza, secondo me. Speriamo bene, però è tutto da vedere, diciamo. Cosa da parafuoco, tira a giro? È normale. Sicuramente è un numero pesante, però io penso che riuscirà a fare bene per il prossimo anno. È stata un'avventura bellissima seguire con Calcionapoli 24 questi ritiri e quindi, diciamo così, per salutarci riguardiamoci i momenti più belli di questo paio di settimane. Che vuoi sapere? No, voglio sapere come avete preso il fatto che piove e fa freddo. Niente bello. Inizio temporale, una tempesta ci arregliamo. A Napoli fa 42 gradi. Non posso meglio che la pioggia fa bene. Giuchi, te quiero, eres mi vida. Giovedì, camiseta per me solamente. Penso che mi conoscano, sono il bergamasco che tifa Napoli. Tu stai a casa tua, tu sei frate a noi. O anche stai in Napoto, mio frate. Se il Napoli prendesse un Bonucci? O c'è San Giuseppe. Sarò con te. È stato difficile, ma per la passione del Napoli questo ed altro. Sangro azzurro. Michele 7. Ma 7 è Elmas. Io sono Elmas grande. Che sei venuto a fare se non segui il calcio? Faccio compagnia a mio cugino, patuto per il Napoli. Patuto? È patuto. Fammi una domanda, che domanda? Era un momento, fammi arrivare. Ancora, cioè già siamo in televisione, già mi fatto a conoscere tutto Napoli. Stanno a chiamare. Vuole rispondere?
Samuele, sono impegnato. 40 milioni. Me proprietario. Lei ha sentito dell'acquisto? Stamattina c'è stata una notizia. No, mi dica. Un centrocampista sostituto di Ndombélé, numericamente. Mamma mia. Chi dell'Atalanta? Quello dell'Atalanta? Non voglio alimentare le sue speranze. No, lo spagnolo. Di più. Wow. A chi ha accattato? Caiuste. Nato sconosciuto. Cornuti. Un saluto a Sangro Azzurro. Sangro azzurro. Arrivederci ragazzi, buon viaggio. Buon viaggio. A lei.